Convivere con la pandemia. Oggi il Veneto riesce a restare in piedi in equilibrio sulla sicurezza sanitaria. C'è una nuova quotidianità con locali aperti, vetrine accese, aziende in attività e contemporaneamente mascherine, distanze e ovviamente vaccinazioni. Al San Bortolo di Vicenza aumentano i ricoveri, 38 pazienti in area non critica, salgono a 5 i malati in terapia intensiva. Insomma, aumenta la pressione sugli ospedali e il rischio è che il Veneto passi in zona gialla, ma la vaccinazione sta dimostrando di essere una barriera che funziona. Noi abbiamo ancora l'80% dei pazienti in terapia intensiva che sono non vaccinati e allora, facendo i conti della spesa, se ne abbiamo 100 vuol dire che se tutti si fossero vaccinati ne avremmo 20, giusto? Abbiamo almeno il 55% in area non critica dei 511 che avete visto non vaccinati, vorrebbe dire che almeno ne avremmo metà in area non critica, cioè vorrebbe dire che oggi, se tutti si fossero vaccinati, avremmo in ospedale più o meno 270-280 persone. Intanto la campagna vaccinale ha un'accelerazione con novità pratiche. Da oggi vi informo che l'accesso per le prime dosi lo vogliamo rendere diretto, senza prenotazione, quindi accesso libero per le prime dosi. Da questo istante coloro che hanno ricevuto la prenotazione per la terza dose, ma l'hanno fatta quando erano 6 mesi, verranno raggiunti da una mail in giornata e potranno dal link di quella mail modificare la loro prenotazione, se riterranno di volerla modificare, in sicurezza.